tradizione e innovazione. Da sempre mio padre e prima di lui mio nonno e mio bisnonno, colui che ha iniziato l'attività nel 1896, hanno sempre cercato delle vie alternative, delle vie nuove, sempre partendo da una base di tradizione, importantissimo nel nostro settore, nel nostro lavoro, come è la base più importante di partenza, ma sempre cercando appunto un qualcosa di nuovo. E il metodo Collavini per la ribolla gialla ne è l'esempio più lampante. Il vino riflette chi sei. Come in tutti i lavori, in tutte le produzioni dove è richiesto un rapporto intimo tra prodotto e produttore, si possono notare i tratti caratteriali del produttore stesso. In un vino potremo notare, nel prodotto finale, nel vino, potremo notare i tratti caratteriali del produttore, come ho appena detto, ma così per uno chef è il suo piatto, così per un designer è il suo oggetto, che sia un vestito, che sia un vaso. Dove c'è rapporto intimo, dove è richiesto un approccio personale con quello che dobbiamo fare, spesso il risultato è che una parte di noi finisce nel prodotto che facciamo.